ricoveri in terapia intensiva, il Veneto entra nella penultima fase del piano di sanità pubblica, mentre viene abbattuto il muro dei 100.000 contagi dall'inizio della pandemia. Domani Zaia presenta la sperimentazione del test fai da te. A Treviso situazione ricoveri con numeri maggiori della prima ondata, le parole del direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiani. Intanto le vaccinazioni anti-influenzali sono a livelli record. Prima domenica a Treviso con la nuova ordinanza anti-assembramenti e scenario surreale in centro città in Restera, meno 80% di presenze rispetto a domenica scorsa. Per baristi ed esercenti invece meno 70% di introiti rispetto agli scorsi weekend. A Treviso Imprese Unite in una lettera chiede a Zaia di non rinnovare l'ordinanza e un pressing sul governo per ristori anche a favore di chi resta in zona gialla. A San Lazzaro la raffica di segnalazioni per un affollamento che preoccupava. Erano cittadini moldavi impegnati al voto per la presidenziale del loro paese nell'unico seggio trevigiano. La questura dice situazione sotto controllo. Ventenne bloccato dai carabinieri a Castello di Godego dopo aver forzato un posto di blocco, era ubriaco e girava oltre il coprifuoco. Era un punto di riferimento dei vigili del fuoco di Treviso, è morto il caporeparto Daniele Musolino, aveva 55 anni e lottava da 2 contro una grave malattia. Troppo stress da Covid fa male pure al sesso e all'intimità. Uno studio che ha riguardato anche veneti e trevigiani indica coppie singole i giovani più colpiti, boom di pornografia online, in aumento i disturbi fisici. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Allora subito uno sguardo ai dati del bollettino dell'azienda Zero con i contagi delle ultime ore, nuovi contagi che si vanno a sommare a quelli di stamane, un totale di 2.910 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, i 1.078 delle ultime ore vanno a sommarsi ai 1.832 di questa mattina. Come avete sentito dai titoli, già stamane, se avete seguito la nostra edizione straordinaria, si è superato il muro degli oltre 100.000 contagi da inizio pandemia, sono 101.954 diciamo nelle ultime ore con il dato aggiornato, 31 i decessi nelle ultime 24 ore in Veneto. Il dato da tenere d'occhio rimane sempre quello delle terapie intensive, l'occupazione di terapie intensive è arrivata nelle ultime ore a 262 posti occupati e questo fa entrare il Veneto nella fase 4 del piano di sanità pubblica, la penultima fase del piano di sanità pubblica, la fase 5, l'ultima, scatta quando ci sono più di 400 posti di terapia intensiva occupati, quindi la pressione sugli ospedali è molto forte, come stiamo raccontando in questi giorni. In particolare per quanto riguarda i nuovi contagi a Treviso, siamo a 543 casi positivi nelle ultime 24 ore a Treviso, sommando il dato delle ultime ore, 271 più 272 della fascia precedente. Questo appunto è la situazione epidemiologica, insomma, ma anche clinica con la pressione sugli ospedali, mentre domani il governatore Zaia, che seguiremo in diretta dalle 12.30 come sempre, presenterà, come aveva annunciato, il test fai da te, il cosiddetto test di autodiagnosi. Sarà insieme al dottor Roberto Rigoli, è un test di autodiagnosi per il quale si avvia la sperimentazione con già 5.000 test, e una volta terminata questa sperimentazione, una volta validata la sua efficacia insieme ai tamponi molecolari, potrebbe appunto arriverà la richiesta di validazione alle competenti autorità scientifiche nazionali, quindi una svolta importante che potrebbe vedere ancora una volta il Veneto, diciamo, in prima linea anche con sistemi innovativi di lotta al Covid. Questo accadrà domani. Vediamo allora intanto la situazione di oggi nel servizio di apertura di Lina Paronetto. Contagi da Covid-19, il Veneto supera la soglia dei 100.000 dall'inizio della pandemia. Non solo, i numeri del bollettino mattutino diffuso dalla Regione registrano un altro passaggio, quello oltre i 250 ricoveri in terapia intensiva, che secondo il piano di sanità pubblica fanno entrare la macchina sanitaria nella fase di rischio numero 4, che precede l'ultima, la più grave. Noi siamo passati di fascia già da venerdì e quindi stiamo già, come dire, lavorando per rientrare se possibile da questa fascia. Avevano previsto il picco al 15-16, siamo nel picco. Anche oggi abbiamo avuto una ventina di entrate stanotte dai pronti soccorso, siamo a 345 ricoveri,
quindi abbiamo superato la soglia di ricoveri dell'ondata precedente. Sono oggi a Treviso, mi pare che l'ordinanza del Presidente Zaia stia avendo i suoi effetti ed efficacia, per cui noi ci auguriamo veramente che passato il 20 si possa tornare un po' più all'interno dei ricoveri normali. 24 invece i ricoverati in terapia intensiva. Nel frattempo il potenziamento della rete di strutture chiamate a far fronte a questa seconda ondata prosegue. Nuovo punto tamponi da martedì a Castelfranco che consentirà di arrivare a oltre 6.000 test al giorno, mentre si sta completando il reclutamento del personale per riaprire l'ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. E faremo Valdobbiadene con i nostri pensionati, persone bravissime che hanno un'esperienza, che si sono resi disponibili. Stiamo trovando il sistema, come dire, di trovare anche OSS, se tutto va bene i primi 30 posti letto vorremmo già aprirli alla fine di questa settimana. Infine le vaccinazioni anti-influenzali che stanno proseguendo con i numeri più alti di sempre. Tra una settimana arriveranno le dosi da distribuire ai medici di famiglia. Il sabato successivo l'ULSS 2 organizzerà una giornata per chi non avrà potuto vaccinarsi nel frattempo. L'anno scorso avevamo il 52%-53% di soggetti che si facevano vaccinare, oggi siamo già al 75%, quindi molto bene, perché questo ci aiuta ovviamente a discernere tra il Covid e l'influenza, visto che i sintomi sono sovrapponibili. Una notizia che rimbalza in queste ore a livello nazionale, ma che riguarda anche il Veneto. Il coronavirus circolava silente in Italia già da settembre 2019, non solo dell'ormai famoso paziente 1 del 21 febbraio, ma anche prima di dicembre. Lo indica uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità sulle acque reflue di Milano e Torino. La dimostrazione arriva da una ricerca dell'Istituto dei Tumori di Milano e dell'Università di Siena che, analizzando i campioni di sangue prelevati tra il settembre 2019 e il marzo 2020 ai partecipanti a uno screening sul tumore al polmone, hanno trovato gli anticorpi al Covid nell'11,6%, di cui il 14% già a settembre. Una conferma che si aggiunge già ad altre emerse nelle ultime settimane, in particolare riguarda anche il Veneto, perché in particolare c'è anche il Veneto tra le regioni dove si era rilevato già a settembre questi anticorpi. Secondo i dati pubblicati dallo studio, i primi campioni positivi registrati a settembre appartengono a persone che vivevano in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Lazio. Poi nei mesi successivi sono stati rilevati anche nei volontari residenti in Piemonte, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Puglia. Dunque la conferma della circolazione del virus silente già a settembre del 2019. Questo è il dato clinico. Torniamo invece a parlare della lotta al coronavirus. Ne ha accennato il dottor Benazzi. L'ordinanza di Zaia, appunto, che stava avendo effetti, insomma un po' come le misure stringenti per evitare il contagio. Ieri primo giorno del sabato con l'ordinanza, oggi la prima domenica con l'ordinanza. Il flash di quanto accadeva stamani in centro a Treviso nel servizio ancora di Lina Paronetto. È un po' triste, è una domenica triste. Piazza dei Signori, cuore di Treviso, mezzogiorno di domenica. Niente via vai, solo pochi residenti. I negozi, grandi e piccoli, chiusi, e l'appello a evitare la passeggiata in centro hanno dato il risultato sperato, anche se con un inevitabile velo di tristezza. Per noi trevigiani l'appuntamento in Piazza dei Signori a mezzogiorno è un rito al quale non rinunciamo. Questo però mi fa anche piacere il fatto che non vedo gente, anche in pescheria non c'era nessuno, perché vuol dire che la gente capisce che bisogna fare un ulteriore sacrificio. Speriamo che sia breve. Sembra un salto indietro nel tempo, quando Treviso la domenica mattina era solo abitata da pochi residenti e senza negozi aperti. Ovviamente in questo momento di grave crisi economica il romanticismo di certe cose va lasciato perdere, però è inevitabile che è un momento molto difficile. Una domenica mattina in centro per pochi, dunque chi beve l'aperitivo sta seduto al tavolo, qualcuno guarda le vetrine, di più non si può fare. Quando diciamo che le città con i negozi chiusi sono città tristi, ne abbiamo un esempio oggi, quindi bisogna, come dire, veramente organizzare molto meglio quello che si dovrà fare in futuro. Cioè l'esperienza passata dovrà darci una mano a ripensare un modello differente nel quale mettere al centro soprattutto la piccola distribuzione, perché lo vediamo oggi quanta differenza fa vederla chiusa. Non è facile, guardandosi attorno, pensare che a Natale ci sarà più libertà. Crederci è d'obbligo, sarà sicuramente un Natale diverso da quelli a cui eravamo abituati. Non credo che sarà un Natale più triste, sarà un Natale in cui ognuno di noi forse metterà al centro gli affetti,
perché l'economia sarà comunque fortemente penalizzata. Questo accadeva stamani, insomma, intorno a mezzogiorno o giù di lì. Per avere un quadro completo poi della giornata ci colleghiamo e lo ringraziamo con il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. Dalla sua visuale operativa, dal suo centro operativo, allora meno 80% di presenze rispetto a domenica scorsa, è così? Sì, confermo, questo è il dato che possiamo rilevare dai sistemi di videosorveglianza. Se ieri abbiamo registrato un meno 60%, oggi tranquillamente possiamo dire che la città era praticamente deserta, quindi il calcolo è di un 80% in meno rispetto a domenica scorsa. Quindi l'ordinanza della Regione Veneto, del Presidente della Regione, ha sicuramente sortito gli effetti desiderati. Abbiamo anche trasmesso alcune immagini alla vostra redazione per testimoniare. Ecco, le stiamo vedendo in questo momento. Quella che era la situazione più o meno alle 18:30 in Piazza dei Signori, e anche sulla Restera praticamente pochissime le persone che sono andate a fare attività fisica, per cui, ripeto, i trevigiani hanno dimostrato ancora una volta di attenersi a quelle che sono le disposizioni, ma non solo i trevigiani, direi anche i cittadini dell'Interland trevigiano, che non si sono riversati a Treviso a fare la passeggiata in violazione di quella che era l'ordinanza. Diciamo che quindi Treviso e i comuni limitrofi hanno rispettato l'ordinanza regionale. Senta, rispetto a ieri, forse anche perché con una maggiore esperienza in più, un giorno in più, minori difficoltà anche a dover spiegare eventualmente a chi aveva qualche dubbio, la gente ormai era conscia della situazione? Sì, la gente era decisamente informata. Abbiamo fermato una trentina di persone, ma erano tutti residenti del centro storico, quindi sono quelli che possono passeggiare in centro, che hanno i requisiti previsti dall'ordinanza. Direi che l'assenza di tutte queste persone di fatto dimostra che l'ordinanza è stata recepita e non c'era necessità di ulteriori informazioni alla cittadinanza. C'è stata qualche multa, qualche contravvenzione? No, le uniche sanzioni che sono state elevate sono state appunto elevate ieri pomeriggio alle 16:30 in via Roma a 3 persone che stavano consumando in piedi bibite e mangiare, quindi sappiamo che dopo le 15 bisogna rimanere seduti ai tavoli. Oggi invece nessuna sanzione. Ripeto, tutte le persone che sono state controllate erano in regola. Ricordiamo che poi ovviamente i controlli continuano, non è che si chiude qui la partita. I controlli assolutamente continuano. Oggi peraltro abbiamo ricevuto 2 segnalazioni in centrale operativa di 2 bar dove erano stati segnalati degli assembramenti, uno in centro storico e uno in un quartiere. Le pattuglie che però sono intervenute hanno ritrovato tutto in regola, quindi nessuna sanzione ai 2 locali, neppure agli avventori che, ripeto, erano seduti e distanziati con la mascherina. L'ultima domanda, oggi avevamo in collegamento Treviso Imprese Unite, poi vedremo il servizio. Gli esercenti, insomma chi fa parte dell'associazione ha detto bisogna intervenire non chiudendo i bar o comunque con le restrizioni, ma facendo più controlli e più multe, e si doveva fare anche prima. Lei cosa dice? Ma devo dire che la Polizia Locale di Treviso fin da subito, fin da marzo, quando è scattato il lockdown, ha fatto tutti i controlli del caso. Abbiamo fatto sicuramente alcune migliaia di controlli, qualche decina di verbali, e continuiamo a farlo, tant'è che ieri abbiamo levato 3 verbali, la settimana scorsa 2 bar sono stati chiusi. Ripeto, la Polizia Locale di Treviso è in prima linea nei controlli. In ogni caso, sia a marzo ma anche adesso, per ogni segnalazione la centrale operativa è pronta per ricevere appunto telefonate di segnalazioni da parte di chiunque. Perfetto, grazie mille, grazie e buon lavoro al comandante Andrea Gallo. Ora vedremo anche i prossimi giorni come andranno. Buon lavoro davvero anche ai suoi uomini. Grazie a voi. Grazie. Allora, il centro di Treviso l'abbiamo visto quasi deserto in questa domenica, ma poi ecco, a non troppa distanza tra San Lazzaro e la Ghirada, non pochi residenti e automobilisti avevano segnalato una situazione decisamente particolare, una situazione gestita in questo caso dalla Questura. Guardate un po' com'era la situazione stamane a San Lazzaro. Il colpo d'occhio in questa domenica di misure anti-assembramento era decisamente spiazzante, tutti in fila nel piazzale dell'Hotel Maggior Consiglio a San Lazzaro. Mascherine indossate, ma una moltitudine di gente che ha fatto scattare le segnalazioni allarmate di non pochi residenti o di semplici automobilisti. Ma non si trattava di una manifestazione o di un party,
erano cittadini moldavi intenti ad aspettare di poter votare nel giorno in cui andava in scena il ballottaggio delle elezioni presidenziali del loro paese. Un voto non solo in Moldavia, ma anche per i moldavi all'estero, cioè qui in Italia e anche in Veneto. A Treviso il seggio previsto era proprio al Maggior Consiglio e l'afflusso è stato notevole. Scene come queste si erano già viste il 1 novembre, al primo turno di voto, in altre città, non solo in Veneto, come a Mestre, ma pure in diversi altri centri italiani. Però nel weekend dell'ordinanza anti-assembramenti in Veneto è sembrato un paradosso ai tanti che sul web si sono scatenati. Medesima situazione di oggi in altri capoluoghi italiani, come ad esempio Parma. A tranquillizzare sulla situazione la questura di Treviso, impegnata da stamane a controllare la regolarità del voto e il rispetto delle norme anti-Covid. In particolare, per ovviare al grande afflusso di gente alle urne, è stata decisa una distribuzione per fasce orarie della votazione. E poi ci sono le violazioni, quelle vere, al DPCM, come quella di un ventenne trevigiano neopatentato che è stato denunciato la scorsa notte dai carabinieri a Castello di Godego. Non solo era al volante dell'auto con un tasso alcolemico di 1,80, ben oltre i limiti di legge, ma stava girando oltre il coprifuoco delle 22, quindi ubriaco al volante e dopo il coprifuoco. Non contento, appena si è accorto del posto di blocco dei carabinieri, invece di fermarsi ha cercato di fuggire, dando vita a un breve inseguimento con i carabinieri. L'auto è finita fuori strada, il ragazzo è uscito dall'abitacolo, ha cercato ancora di scappare ma è stato poi bloccato dai militari. Oltre alla patente ritirata, ovviamente è stata contestata la violazione del coprifuoco. E ancora poi 16 giovanissimi, alcuni dei quali minorenni, sono stati fermati e sanzionati dalle forze dell'ordine per violazione delle disposizioni anticontagio mentre partecipavano a un party abusivo a base di alcolici in un'area sottostante il Ponte degli Alpini a Belluno. Scoperti da agenti e carabinieri, hanno tentato di fuggire ma sono stati raggiunti. Quindi un party abusivo sotto il Ponte degli Alpini, a pochi passi dal centro di Belluno. Torniamo a parlare di quella Treviso, insomma, semideserta del weekend che abbiamo visto sia ieri che oggi. Le cifre degli esercenti e dei gestori, insomma, dei bar e dei ristoranti, ma non solo, che si trovano all'interno dell'associazione Treviso Imprese Unite, sono cifre impietose. Arriva anche una richiesta precisa al governatore Zaia. Noi abbiamo pianto perché abbiamo lavorato ad almeno il 70% in meno, tanti hanno lavorato anche al 90% in meno dei weekend scorsi. Il primissimo bilancio è già drammatico per Treviso Imprese Unite. Sul piatto c'è l'ordinanza regionale anti-assembramenti che gestori e titolari di bar, locali e ristoranti vedono come fumo negli occhi. Per questo l'associazione, che a fine ottobre ha portato in Piazza dei Signori la disperazione delle imprese, si rivolge direttamente a Zaia. Speravamo che anche il nostro governatore potesse prima ottenere qualcosa per permetterci di sopravvivere e poi emanare l'ordinanza, invece così noi ci troviamo a indotto, praticamente ridotto a 1/10, e senza sapere se mai qualcuno ci aiuterà per questi giorni di mancato incasso. Una lettera aperta scritta per organizzare un incontro urgente e chiedere innanzitutto di tornare sui propri passi sull'ordinanza. Chiederemo ovviamente che non venga rinnovata a questo punto, visto che siamo rimasti in giallo, ma gli chiederemo soprattutto che si faccia fortemente portavoce delle nostre istanze nel tavolo Stato-Regioni. Chiederemo che venga specificato allo Stato che non può intendere ristori solo per le aziende chiuse direttamente, ma anche per tutta la circolarità dell'economia, quindi per tutte quelle aziende che soffrono della chiusura di determinate realtà. E poi ovviamente dovremmo anche andare però a chiedere un ristoro per questi 10 giorni di chiusura, che per alcune delle nostre aziende vuol dire aver perso anche 20-30 mila euro in 10 giorni. È il paradosso provocazione sentito negli ultimi giorni. Meglio a questo punto stare in zona rossa. Per tutto l'indotto circolare purtroppo l'unica soluzione sarebbe la zona rossa, ma ripeto, è veramente assurdo andare a chiedere ulteriori limitazioni. Quindi la cosa su cui bisogna battere è l'arrivo dei ristori anche per chi è vincolato da ordinanze regionali. La nostra è un'economia circolare, se non lavora il bar non lavora neanche il negoziante, non lavora neanche l'edicolo, neanche il panificio, però per tutte queste categorie non è previsto assolutamente nulla. Siamo preoccupati anche noi per la situazione sanitaria, ribadisce l'associazione, ma lo strumento vero è quello del controllo e delle multe, non dello stop a passeggiate e restrizioni ai bar, perché lo sguardo, cifra alla mano, vede un futuro nerissimo. Il 2021 sarà un anno di fallimenti e di chiusure, e quello di cui abbiamo bisogno adesso è lottare per una tutela della persona titolare di impresa che andrà a dichiarare fallita la propria impresa nel 2021. Treviso Imprese Unite si dice pronta a chiedere un incontro anche sotto gli uffici della Regione se la lettera non troverà risposta, con un'ultima richiesta chiara: almeno non vivere nell'incertezza, perché le aziende vivono di una organizzazione, di una programmazione ora impossibile da attuare. Che è una decisione che sia quella che duri per almeno
2 settimane, un mese, che sia tutti aperti, che sia tutti chiusi, che sia zone gialle, una decisione che viene cambiata di ogni settimana è un ulteriore danno per le nostre attività. Non solo i grossi centri, anche nei comuni più piccoli le normative anti-contagio non sono facili da attuare, lo testimoniano i sindaci. Non solo i grossi centri, i capoluoghi, ma anche i piccoli comuni. Già da questo primo fine settimana è stato chiaro per i sindaci che gestire l'applicazione delle norme anti-Covid rese più restrittive dall'ordinanza regionale non è semplice, anche perché le problematiche variano da territorio a territorio. Ho qualche concittadino che mi sta facendo delle segnalazioni, soprattutto in ordine alle chiusure dei locali alle 6, che pare ci sia qualcuno che vende magari l'ultima bottiglia alle 6-5 e poi ci sono i clienti che si fermano a consumare in giro per il paese. Ieri si è svolto il mercato in completa sicurezza, nel rispetto delle regole e ripeto, grazie alla responsabilità, nel senso responsabilità dei cittadini è fondamentale, quindi la distanza, la mascherina e l'igienizzazione delle mani. Ribadiamo a tutti quanti di rispettare le regole per uscirne al più presto fuori. C'è poi il tema dei negozi e in particolare dei parchi commerciali come quello di Zero Branco, chiuso ieri e oggi, compresi bar e pizzerie. Siamo trovati a doverli chiudere. Questo crea delle ingiustizie perché di fatto a poche centinaia di metri ci sono strutture simili come pizze da sport per esempio o altri tipi di bar che invece riescono a rimanere aperti. È una situazione un po' difficile da gestire. È per quello che io qualche tempo fa anche in un post su Facebook avevo detto che forse ci vorrebbe l'autonomia comunale. Non è semplice far comprendere la necessità di questi provvedimenti anche perché c'è una tensione crescente. C'è un tutti contro tutti in questo momento, per cui è difficile da gestire sicuramente molto più che prima della pandemia. Infine il tema passeggiate. Chi vuole stare all'aperto sceglie la natura. Con la restera a rischio assembramenti molti preferiscono il Piave. Il Piave è sicuramente preso d'assalto. È vero anche che abbiamo la fortuna di avere un territorio molto vasto e ampio e la nostra zona che non rende così facili gli assembramenti. Speriamo non si arrivi ad averne. Ad oggi la situazione è sotto controllo. Poi c'è anche chi cerca un'alternativa per rilanciare ad esempio il Natale. A Pieve di Soligo i commercianti e il comune pensano a quello che potrebbe essere il Natale e per rilanciare l'economia arriva la lotteria a chilometro zero. Una vera e propria lotteria a chilometro zero per rivitalizzare il centro e sostenere il commercio del territorio, ancorandolo a un Natale che per ovvie ragioni sarà diverso dal solito. E questo è lo spirito dell'iniziativa che interesserà buona parte delle attività economiche di Pieve di Soligo. Pieve ti premia il nome del concorso che prevede la distribuzione di cartoline da parte dei negozianti aderenti secondo gli importi degli acquisti fatti. Metà gennaio ci sarà un sorteggio a premi, abbiamo 23 premi in buoni acquisto da rispendere presso le stesse attività, quindi è un'economia circolante all'interno del paese. Un consumo solidale anche in un certo senso e consapevole e partecipato. Un consumo che sostiene la realtà locale del nostro paese, quindi le attività di prossimità che sono il tessuto vitale dei nostri paesi. Negozi di vicinato che hanno fatto la differenza nei mesi duri del lockdown, soprattutto tra le fasce più deboli, un concorso quindi che oggi più che mai ha tanti significati. Credo che proprio in questo momento scegliere di consumare nei negozi di vicinato abbia anche un valore etico di sostegno appunto a queste realtà che sono importanti per tutti noi. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito con la cronaca. Rieccoci in studio in diretta proprio nel giorno della giornata mondiale per il ricordo delle vittime della strada. Giunge nel Bellunese come un macigno la notizia della morte di soli 18 anni in un incidente stradale nella Repubblica Dominicana della giovane Angelica Gerlin. Quanto si è potuto apprendere, la ragazza a bordo di una moto condotta da un amico della zona è morta in seguito alle ferite riportate nello scontro tra il bolide a due ruote e un'autovettura il cui conducente si sarebbe dato alla fuga. La notizia ha fatto rapidamente il giro di Santa Giustina, appunto nel Bellunese, lasciando lo sconforto alla comunità e alla famiglia della 18enne. La polizia dominicana sta indagando sul fatto per determinare ciò che è successo e lo dicevamo, una notizia che giunge proprio nel giorno in cui si celebra il ricordo delle vittime della strada. Illumina quanti si preoccupano a difesa della vita nel ridurre gli incidenti stradali.
e la loro potenza distruttiva. Nella giornata mondiale dedicata alla piaga degli incidenti, la preghiera per le vittime della strada, letta da Romina Ceccato, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 ragazzi morti a Jesolo il 14 luglio del 2019. Nella chiesa di Musile di Piave, l'associazione da lei fondata, Alba, Luci sulla buona strada, ha voluto fortemente una messa e la partecipazione di sindaci del territorio, sia del trevigiano che del veneziano. La presenza qui di questi sindaci e anche di Treviso per me è una cosa meravigliosa. Questo significa collaborazione, significa che stiamo unendo le nostre forze ed è la cosa più bella. Questo deve passare, però non voglio che finisca qua. Questa mamma che con tenacia nel portare la sua testimonianza ci sollecita quotidianamente perché altre vite non siano da perdere nelle strade. Bisogna sensibilizzare i giovani ad una guida prudente sicuramente, ma anche sensibilizzare le istituzioni a fare in modo che le strade vengano messe in sicurezza e che si possa evitare il più possibile questi tragici incidenti. Il modo migliore per onorare la memoria è prendersi degli impegni. Ed è per questo che come conferenza dei sindaci del Veneto Orientale ho proposto che il prossimo anno sia proprio dedicato a un master plan della mobilità, della viabilità e anche e soprattutto per individuare quei punti critici della sicurezza stradale che devono essere assolutamente risolti. E sono contento che sia stata data adesione da parte di tutti i sindaci di questo tema che purtroppo ci vede pagare ogni anno un grandissimo tributo di vittime. E poi un altro dramma è un nuovo lutto che colpisce i vigili del fuoco trevigiani. Dopo Dario Guerra, vigile del fuoco in servizio all'aeroporto morto 2 settimane fa, si è spento anche lui a soli 55 anni. Il caporeparto dei vigili del fuoco di Treviso, Daniele Musolino, considerato una figura di riferimento per i pompieri trevigiani. Era malato da 2 anni. Assunto in servizio nel 1994, ha svolto quasi tutta la sua carriera al comando provinciale di Treviso. Oltre a numerose operazioni in soccorso in territorio provinciale e regionale, era intervenuto in tutte le recenti calamità del territorio nazionale: il terremoto di San Giuliano di Puglia, il terremoto in Abruzzo, in Emilia-Romagna e in Italia centrale. Era inoltre istruttore professionale nazionale. Lascia la moglie Giusy e le figlie Jessica ed Erika. Ovviamente il cordoglio appunto dei vigili del fuoco di Treviso. Cambiamo decisamente argomento, torniamo a parlare di Covid, ma effetto non sull'economia, effetto anche sulla intimità e sul sesso. Tra le fasce più colpite dagli effetti della pandemia, i single e i giovani, con l'aumento anche della pornografia online. Ci sono anche disturbi fisici in aumento, lo dice uno studio che riguarda anche veneti e trevigiani. Sentite. Sappiamo che lo stress è una base per tutte le patologie. Se siamo stressati, la ricerca del piacere diventa secondaria. Se abbiamo delle somatizzazioni, dei malesseri, logicamente il piacere va in secondo piano. E così in secondo piano finisce la vita intima di tante persone. Il Covid ha cambiato anche questa dimensione. Ma non è solo e soltanto una questione di abitudini, perché aumentano le patologie della zona pelvica, disfunzioni sessuali che diventano fisiche. In un recente sondaggio di AISP, l'associazione dei sessuologi che ha riguardato anche i veneti, quasi la metà si sente meno attraente rispetto al periodo pre-pandemia. Quasi 7 su 10 dicono di aver poco o mai sedotto il proprio partner stabile. Ma va male anche per gli amanti, anche a causa della chiusura degli alberghi e delle limitazioni agli spostamenti. Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda i giovani, tante, troppe le prime volte mancate. La riflessione per i 13, 14, 15 anni che saltano questa possibilità, addirittura in una situazione di preoccupazione, di paura. L'idea del primo bacio, che era quello che un ragazzo si aspetta, adesso il primo bacio può essere legato al contagio di un virus. Paura e autoconfinamento che portano a un uso smodato della pornografia a buon mercato. Si è notato nei single un grandissimo utilizzo della rete, di internet, un utilizzo della pornografia purtroppo. E nonostante nel periodo estivo ci fosse una libertà, tra virgolette, maggiore, queste abitudini si stanno mantenendo. Torniamo a Treviso, una segnalazione di qualche giorno fa di un cittadino non vedente sul malfunzionamento di quasi tutti i cicalini ai varchi lungo il Puto di Treviso. Lo ricorderete, è arrivata la risposta del sindaco Mario Conte con la promessa di un intervento.
Presto Treviso non sarà più città proibita per i non vedenti. L'impegno arriva direttamente dal sindaco Mario Conte, dopo il nostro servizio con protagonista Armando Marton, che raccontava così l'odissea quotidiana di chi non ci vede e deve passare i varchi lungo il PUT. Bisogna che cerchi il cicalino che non c'è o che non funziona per sapere il verde. Io devo passare col verde, non a orecchio, a rumore del motore, io devo passare col rumore del cicalino. Parto dalle scuse nei confronti di quelle persone che non hanno potuto in questo periodo utilizzare appunto i segnalatori acustici che sono fondamentali per loro. Già questa mattina ho incaricato l'ufficio tecnico di fare un sopralluogo per verificare quali funzionano e quali non funzionano. Un disservizio che, ricorda il sindaco, poteva essere segnalato subito al Disability Manager, che si occupa proprio di verificare e migliorare i servizi ai cittadini disabili. Non fatevi problemi, contattatelo e segnalate quelli che sono le mancanze o i problemi nella nostra città. Secondo lei tra quanto un non vedente potrà andare tranquillamente verso il centro senza problemi? No, quelli che non funzionano verranno riparati nei prossimi giorni. L'impegno che mi prendo è quello di andare a inserire invece i segnalatori acustici anche in tutti quegli attraversamenti pedonali che oggi sono sprovvisti di segnalatore. Come ogni domenica la nostra rubrica Un oggetto, una storia a cura di Lucio Zanato, e l'oggetto in questo caso, meglio gli oggetti, sono 2 campane. Si diffonde nella sera del Sile il suono delle campane di questa chiesetta di campagna alle porte di Treviso. È l'oratorio di San Spiridione a Canizzano, una dedicazione unica nella Marca, per una storia di devozione che parte da Cipro e Corfù per un santo protettore dei marinai della Serenissima. Qui arrivò intorno al 1700 per volontà dei Morosini, che investirono nel villaggio dei Canneti e dei Mulini, acquistando terreni e edificando questa villa, a cui abbinarono un oratorio volutamente aperto anche all'intera comunità contadina. Una storia che ci racconta Mario Menoncello, custode con la famiglia non solo del luogo, ma anche della sua memoria. Con orgoglio ci fa vedere il libro colmo di documenti, aneddoti, personaggi e fotografie d'epoca. Poi tra icone del santo e l'immagine della mamma che salvò dal degrado l'edificio ci fa vedere la reliquia quasi impensabile in un oratorio di campagna per un santo che la gente iniziò ad invocare per la pioggia. I vecchi di Canizzano dicevano andemo a Tora piova da San Spirion. Un rito che coinvolgeva tutta la comunità e che viene raccontato da questo dipinto. La processione dei contadini di Canizzano, siamo attorno agli anni a cavallo anni 1800-1900, partendo dalla chiesa parrocchiale in processione si recavano all'oratorio pubblico di Santo Spiridione. Un'opera preziosa, non per la fattura quanto per i volti, vere e proprie fotografie di uomini e donne di quel tempo. Uno di questi è ancora vivo, eccolo qua, questo qui. Naturalmente qui è giovane, adesso ha 97-98 anni. Insomma. Quasi un patto per l'acqua tra queste famiglie nobili e contadine e il santo, puntualmente rispettato al punto che tra gli oggetti della devozione si devono aggiungere anche le 2 campane. La comunità di Canizzano, ricevendo la grazia della pioggia e veniva, ha voluto essere riconoscente alla chiesetta, al santo, offrendo le campane. Oggi le campane risuonano per altre aridità della terra e degli uomini. Per questo Mario e la sua famiglia hanno realizzato in riva al Sile un altro piccolo atto di devozione. Creando una piccola oasi intitolata appunto a onore di Santo Spiridione per creare questo piccolo fazzoletto verde per le generazioni che verranno. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio. Lunedì 16 novembre però avremo ancora un tempo instabile. Nel dettaglio sul Veneto fino a parte della mattinata in prevalenza cielo molto nuvoloso con probabilità medio-alta di precipitazioni diffuse, nevose intorno ai 1700-1900 metri sulle Dolomiti. In seguito rapido miglioramento del tempo con diradamento ed esaurimento delle precipitazioni accompagnato da schiarite via via più ampie a partire da ovest. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime fino ai 15 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo molto nuvoloso inizialmente con piogge un po' ovunque. Andrà meglio anche in questo caso a partire dal pomeriggio con più sole. Temperature minime fino a 10 gradi, massime fino ai 14 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui cielo nuvoloso e rovesci diffusi, col passare delle ore sarà via via più asciutto e anche maggiormente soleggiato. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime fino ai 13 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.